Benvenuto alla Taverna, Friuli Wines, il podcast definitivo sui vini di Friuli, Venezia Giulia. Sono Wayne Young, l'host. Salve amici di Vini Friulani e benvenuti a 2025, la Taverna Friuli Wine. Sono Wayne Young, il tuo amico, e facciamo questa puntata, prima puntata di 2 parti, con Giacomo Orlando, piccola azienda nella zona di Prepoto. Però prima di entrare dentro questa conversazione volevo parlare un attimo della storia che tutti stanno parlando, che sono questi nuovi codici della strada, questo nuovo multe più severi per la guida con un tasso alcolico sopra il 0,5. Ricordate che la limite non ha cambiato, ragazzi. Cos'è cambiato? Sono queste multe un po' più severe. State attenti. Nella prossima stagione di La Taverna che sta arrivando, parliamo più lungo di queste idee con ristoratori, con produttori e anche forse con le forze di ordine per chiarire un po' questo nuovo codice della strada. Molto importante, molte lamentele delle aziende e dei ristoranti che si vende una bottiglia in 18, però dobbiamo un po' combattere questo terrorismo con razionalità e con un po' di più di informazione che spero di portarvi. Bene, andiamo avanti con questa prima parte con Giacomo Orlando. Okay. Allora, siamo qui con Giacomo Orlando. Come stai, Giacomo? Bene, grazie. Bene, grazie per passare un po' di tempo con noi tre alla taverna. Noi ci conosciamo tramite un amico, sì. Tramite Luis, no? Sì. Voi avete lavorato insieme? Sì, abbiamo lavorato insieme parecchi Dove? anni fa. Dove? Da Felluga. Da Felluga, sì. Livio Felluga. Sì, Livio Felluga. Ah, ok. Sempre Colli Orientali, quindi. Esatto. Che ruolo avevi fatto insieme lì? Lavorato in cantina? Sì, avevamo fatto in cantina, in particolare avevamo condiviso il turno notturno nella vendemmia del 2007. Ah, allora è passato quelle lunghe notte fredde insieme durante settembre e ottobre per lavorare in cantina. Sì, però... Si fa tutta la notte lì Beh, diciamo fino a mezzanotte. Ma no, un po' di più, dipende con... Quanta uva, le macerazioni alla fine delle presse. Sì, il turno più lungo forse fino alle 7. Ecco. Ok, e dopo io ricordo che Luis mi ha detto, dai, vieni in questa piccola azienda che conosco il ragazzo che gestisce, e allora sono perso per le colline di Prepoto. Mi ricordo. E dopo finalmente mi sono trovato davanti alla tua cantina, che per me era già un posto dove sono stato, perché c'era una piccola frasca, piccola osteria. Un'osteria locale storico. Sì. Che ha chiuso poi nel 2020, poi anche adesso la cuoca molto anziana è venuta a mancare l'anno scorso. Ah, ok. E poi quindi adesso diciamo che probabilmente definitivamente è chiuso. Ma qualcuno si riprende questo posto storico? È rimasto il figlio della signora, che è il proprietario, tra l'altro, da cui io sono in affitto. Ok. E ogni tanto ha qualche pensiero di riaprire. Okay. Però per il momento resta solo così un pensiero. Ma parliamo un po' del tuo origin story, no? Che come sei arrivato nel mondo del vino, perché tu non sei proprio di Prepoto o di Cividale, tu sei di Monfalcone. Sì, esatto. Allora sono di Monfalcone e non ho, tra l'altro, diciamo, parenti di primo grado, nessuno che... Allora non vieni da una famiglia di produttori del vino? No, okay. Esattamente. Però fin da piccolo, da bambino, ci siamo trasferiti
con la mia famiglia in comune di Dobrodo del Lago, in una frazione che si chiama Iamiano. Iamiano, sì. Dov'è questo? È diciamo sulla strada, la cosiddetta strada del Vallone, che collega Gorizia lungo il confine, quindi lungo il Carso Goriziano poi con la costiera, ecco. Ok. E l'unica volta che abbiamo sentito Iamiano nei telegiornali nazionali era per l'incendio di un paio d'anni fa, dove avevamo evacuato le case, ecco. Ok. Iamiano, devo cercare sulla mappa. Rimane una piccolissima frazione, appunto, proprio sul confine. E quindi io ho abitato lì, insomma, ho fatto da quando avevo 5 anni, pur continuando a frequentare le scuole a Monfalcone. Ok. Ho una sorella invece che è nata lì, più piccola, e quindi ha frequentato l'asilo e le scuole slovene, perché lì c'è la minoranza slovena. Ok. E questo, diciamo, è stato il tramite, perché il papà di un compagno di asilo di mia sorella, con cui ho 8 anni di differenza, era un imprenditore che abitava a Iamiano, ma di famiglia contadina, aveva la vigna, e i boschi, l'orto, e faceva appunto il vino per lui. Ok. Ma non solo, era anche un personaggio che aveva questa funzione, questa missione, cioè almeno penso che lui l'interpretava così, di far comunità, no? Quindi anche persone, perché il contesto lì della zona Carso, della minoranza slovena, era per certi aspetti un po' chiuso, magari impaurito anche dalle vicende ormai non troppo recenti, però tutto sommato storicamente recenti. Cioè? Del dopoguerra, insomma, con la questione diciamo, sloveni, italiani, no? Quindi Capisco. Ok. E lui quindi, quando arrivava una famiglia nuova nel paese, invece era molto inclusivo, chiamava per ospitare nella sua cantina, per condividere un bicchiere di vino, quindi era proprio uno che faceva comunione nel paese, ecco. Ok. E quindi così è successo, abbiamo partecipato con la prima vendemmia io penso avrò avuto 12-13 anni. Ok. Questo sarebbe vendemmia 1990? 96. 96. Una cosa del genere. Tu avevi 12 anni nel 96? Sì, sono 83, 13, sì. Ok. E tu hai fatto la vendemmia? Sì. Hai fatto per fare proprio la raccolta delle uve? Sì, raccolta, poi dare una mano appunto in cantina, no? Ma questa è una cosa che tu volevi fare o tuo padre ha detto vai a aiutare il Signore? Questo qui invitava, ma non dava possibilità di scelta. Ha detto venite sabato, facciamo la vendemmia, che dopo facciamo il pranzo. Ci diceva facciamo il pranzo, facciamo così perché c'è la vendemmia. Dopo si andava lì. E tu volevi andare o c'era una cosa che... No, sono sempre stato... Sì? Entusiasta? Sì, diciamo mi sono sempre piaciuti i momenti all'aria aperta, anche il lavoro fisico in una certa maniera. Ok. No? E quindi niente, è nata così questa passione. Cioè, nel giro di un paio d'anni io avevo deciso cosa volevo fare da grande. Dai. Sì, quindi proprio grazie a questa persona, Claudio. Ok, grazie Claudio. Che è venuto a mancare 3 anni fa. Sì, giovane, tutto sommato. Ok. E quindi da lì è nata questa passione. Sì. E infatti ho continuato a aiutarlo, andavo, non so, il sabato appunto anche nel bosco o l'orto. Ricordava sempre quando con sua madre andavamo anche a raccogliere le patate, no? Quindi tutto il contesto agreste, così, era una cosa che mi ha affascinato da subito, fin da adolescente, insomma. Bello. Anche in cantina hai dato una mano? Sì, ma è una produzione molto piccola, però per i tempi, quindi parliamo appunto di metà anni 90, era già attrezzato con una pressa pneumatica, impianto di refrigerazione, quindi faceva le cose molto in piccolo, praticamente ad uso familiare, però fatte bene. Ok. Eri più
attirato al lavoro in vigna, più verso il lavoro in cantina? Ma più lavoro in vigna in In realtà. vigna, all'aperto. Sì, diciamo la cantina era la conclusione, la naturale conclusione. Però senz'altro mi ha affascinato il lavoro all'aperto. Ok. Che quello dopo magari ci arriviamo dopo, che finalmente sto recuperando un po' adesso. Ecco. La passione di lavorare in cantina? O No, lavoro in di vigna? riuscire a lavorare sì, più tempo fuori. Più tempo fuori. Sì. Hai qualche particolare memoria di questo signor Claudio che tu ricordi molto bene? Non lo so, un momento importante per te? Sì, più di qualcuno. C'è sicuramente un momento iconico che era di quei tempi lì, era appunto la condivisione con un prosciutto crudo sul Carso, che non era tanto appunto il prosciutto, ma l'atmosfera che si creava con questo vino. Quindi magari si passava in una giornata qualsiasi, oppure anche in un giorno magari un post festivo, non so, il pomeriggio di Natale per farsi gli auguri. E poi si dà un brindisi per gli auguri, poi non c'era fine. si andava il brindisi che deve essere un bicchiere che diventa la giornata. Sì, esattamente, la giornata anche notte tarda. Lui praticamente apre le porte e vai lì e lui fa questa condivisione di vino che l'ha fatto lui, forse con un prosciutto che lui ha comprato o qualcuno ha portato lì. Sì, esattamente. E questo mi piace tantissimo, questa storia, perché questa idea che lui è stato questo, non lo so, centro dell'universo dove la comunità è venuto per girare. Lui è molto attratto di questo personaggio che era ovviamente persona importante non solo per il vino, ma per la comunità, la socialità sì, assolutamente. del paese. Sì, assolutamente. Punto di riferimento. Sì, cioè per me l'è stato. Sì. Per me l'è stato. E diciamo accanto a mio padre poi è stata la persona che mi ha dato più fiducia in me stesso, quindi per me è stato veramente come un secondo padre. Sì, come secondo padre. Sì. Wow. E un'altra occasione poi magari un po' più triste, appunto nel penso 2020, penso novembre 2020, che è venuto a trovarmi con suo figlio maggiore Sasha, che è anche mio grande amico, anche se adesso abita un po' lontano. E è venuto a portare suo papà in cantina, che era malato da molti anni, tra l'altro col morbo della zecca, quindi con la Lyme disease? Sì, con Lyme, sì. Ok. Trova scoperto molto in ritardo, tra l'altro, per cui diciamo ha sofferto molto, ecco. Ok. E quindi ha portato suo papà lì mi ricordo della scena che era anche appunto un personaggio comico, pur anche in questo momento non bello, e il figlio l'aveva messo sul carretto che uso per caricare i cartoni di vino, per portarlo a fare il giro in cantina, no? Così in maniera molto vicino. Sì, e simpatica anche in un certo senso. E lì ci siamo trovati questa volta in cantina da me, appunto a Crauretto, e abbiamo ricondiviso quel momento lì con vino bianco e il prosciutto crudo, no? Quindi è stato così. E insomma lì, allora hai un po' ripagato quelle esperienze che hai avuto da lui, che hai fatto da te, con prosciutto e con vino in cantina. Sì. Bello. E quindi insomma sentivo che sarebbe stata l'ultima volta in cui l'avrei visto, ecco. Quindi però è stato un momento molto commovente senz'altro, ma molto bello e sereno. E comunque sì, una persona che comunque in tutti questi anni per più motivi siamo continuati a sentirci, a telefonarci, ecco, quindi questo è la partenza della tua avventura nel mondo del vino. Sì. Ok. E dopo cosa hai studiato? Enologia o agronomia? Cosa? Sì, per vicinanza, forse per pigrizia ho fatto il liceo Monfalcone. Ok.
Però poi finito il liceo mi era rimasta questa cosa qua, quindi mi sono iscritto al corso di viticoltura e enologia all'Università di Udine, Ok. e che a quel tempo aveva ancora la sede staccata a Cormons, Ah, ok, che non c'è più. che non c'è più, l'hanno Ok. hanno chiuso 2 anni dopo l'inaugurazione ufficiale, tra l'altro, vabbè, Mm. classica storia italiana purtroppo. E quindi appunto ho iniziato, ho fatto il percorso di studi e terminato il quale ho fatto dei tirocini anche abbastanza lunghi Mm. comunque in Dove sei Italia. stato come tironcino? Ma fatto un'esperienza in Sicilia Ah, assieme dove? zona Marsala, di base Marsala, però Ok. diciamo si girava lavorando appunto per un enologo che faceva campionamenti di uve, quindi seguiva tutta anche la parte prima della vendemmia. Ovviamente non faceva solo Marsala, Non faceva faceva solo anche Marsala. vino normale. Sì, Sì. beh, posso ricordare Gaspare Vinci, ai tempi si era appena messo in proprio, era enologo delle cantine Rallo, se non sbaglio. Ok. E quel tirocinio lì, tra l'altro, ho fatto la prima parte assieme a mio amico Moreno Ferlat, che immagino tu conosca bene. Ah, ok. Sì, conosco bene. Mi sembra che Moreno è stato il primo podcast che ho registrato. Allora, Vedi. Moreno conosco molto bene. Ah, allora avete lavorato insieme? Sì, abbiamo fatto una prima parte, poi lui chiaramente avendo l'azienda a casa, poi era rientrato, mentre io mi sono fermato fino a ottobre. Ah, ok. Comunque e quindi abbiamo girato per cantine di tutta la parte occidentale della Sicilia, quindi Trapani, Palermo, Camporeale, quindi zona del Belice. Ok. Quindi ho girato più cantine, è stata una bellissima esperienza. Mm. E poi invece in Veneto, zona Soave, per 2 anni di fila poi. Ok. E- Cosa sono delle esperienze, delle memorie che hai portato fuori dalla Sicilia, forse che lo usi ancora nella produzione dei tuoi vini o forse solo una bella esperienza che avete fatto, però qualcosa che ti hai sempre tenuto da quell'esperienza in Beh, Sicilia? allora, dal punto di vista tecnico sicuramente un'esperienza molto importante e che mi ha influenzato sicuramente e anche fatto prendere fiducia. Ecco. Fiducia in se Sì, stesso? sì, sì, Ok. sì. Ed è quello è importante. Sì. Dal punto di vista umano ci ho messo un po' di anni per elaborarla, perché per lo stesso motivo per cui in un certo modo mi sono trovato un po' allo sbaraglio con una cantina in mano, seppur piccola, Mhm. e quindi ore infinite, nessuna competenza nella cantina, il doversi arrangiare, quindi sul momento è stato molto duro e faticoso. Stai parlando di Sicilia? Sì, sì. Ah, allora, ok. Allora E, praticamente hai detto, ok, questa è la cantina, fai tu? più o meno così, più o meno è andata Wow, così. ok. E, Sì, difficile. sì, molto difficile, Ok. però dopo sicuramente è stata un'esperienza che mi ha salvato. Ok. E, Battesimo di fuoco. sì, sì, direi proprio di sì. E poi, vabbè, insomma, comunque anche un po' invece dal punto di vista umano, insomma, sicuramente l'accoglienza, ecco, che c'è in Sicilia, ecco, Un altro tipo di personalità, un altro tipo di carattere che sì, giù. sì, sì, Sì. sì, quindi sicuramente quello è stato un bel ricordo. E dopo c'era E poi, Suave, mi hai sì, detto che è stata la prossima sì, esperienza. Grande azienda, piccola azienda? ma ai tempi era un'azienda che aveva appena fatto la cantina nuova, Carugate, Ok. quindi adesso sembra che sia cresciuta parecchio. Mm, Ai tempi era un'azienda media, insomma, ok. non grandissima. E lì anche c'è stata anche stupenda esperienza, Mm, e tanto che appunto l'ho fatta per due vendemmie di fila nella stessa cantina, ok. sia come lavoro che anche come con un rapporto di persone che lavorano lì, che tuttora sono miei amici e ci sentiamo
regolarmente. Ah, quindi, ok. Allora hai sì. fatto delle amicizie che Sì. sono durate negli Sì, anni. sì, sì. Quando, che periodo era Questo era questo? 2007, Ok. 2000, forse 2005-2006. Ok, 2005-2006. 2005-2006, Sì. che siete ancora, dopo 20 anni siete ancora in Sì, contatto, è sì, bello. sì. Sì, ci vediamo anche una o due volte all'anno, quindi è Mm. molto bello. E Feluga è stata la tua prima esperienza qui in Friuli? Sì, praticamente sì, salvo una piccolissima parentesi in un'altra azienda, appunto terminato gli studi nel dicembre 2006 e quindi appunto la vendemmia successiva ero da Feluga, Ok. ecco, dove si sono rimasti in realtà solo per quella vendemmia lì e Ah, tra per l'altro c'era, una vendemmia solo lì? sì, 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 tra l'altro c'era Moreno anche in quell'occasione lì, che, Certo. Sì, infatti eh, tu hai lavorato insieme con Moreno e Luis, mi sì, pare, no? sì, sì, sì. Vedi. Boh, poi per una serie di cose insomma, ho fatto una scelta differente, ho cambiato e sì, e tra l'altro in quel periodo lì beh, non io direttamente, comunque aspettavo mio figlio, proprio, che Ah, è stato ok. concepito proprio nella vendemmia del 2007. Ok. Quindi il turno di notte vedi che è stato propiziatorio e poi quindi sono state scelte legate un po' a quell'evento lì. Ho fatto un'esperienza da Zorzettis, Ok. quindi Ok, ok. Un altro grande produttore. sì, e poi dopo sono andato a lavorare nel novembre-dicembre 2009 da Ronco delle Betulle, Ah, ok. che è stata la mia esperienza più importante, insomma. Ok. Perché è E più importante? perché è stata quella, diciamo, quella più stabile, Ok. dove ho avuto a parte sì, un paio d'anni di affiancamento con un consulente esterno, Mhm. ho avuto il ruolo di enologo anche. Ok. E poi è quella poi che mi ha portato poi Chi era la consulente esterno? Umberto Trombelli, Ok. era di Toscano, di Arezzo se non vado errato, Ok. con cui altra bellissima persona, e, oltre che molto preparata dal punto di vista tecnico, anche dal punto di vista umano, era anche, c'era sempre un momento di bisogno anche per questioni extra enologiche, diciamo, Ok. e era molto disponibile, sì, seppur In che senso extra enologico? no, magari su confronto, su dinamiche aziendali Mhm. oppure diciamo era disposto a far la Fa- parola in più e far sentire la propria Ok. vicinanza, seppur a distanza, quindi Allora, non solo telefonicamente. entrare, assaggiare, Sì, scrivere e va via. sì, No, sì, era un po' più un rapporto più profondo, un sì, pochino, sì. sì. Ah, bello. E poi quindi questa esperienza dove appunto ho avuto la possibilità di maturare professionalmente. Immagino tu la conosco, comunque una bellissima azienda, un gioiellino appunto sulle colline di Rosazzo. Rocca delle E, Betule, sì, certo, sì, sì, sì. e, Devo ancora fare l'intervista con loro, però sì, conosco bene l'azienda. e anche la proprietà appunto non sono mai stati, cioè, insomma, se sono stato comunque 9 anni e vuol dire che Ah, l'ambiente era, sei stato 9 anni a sì, Rocca delle Betule. Ah, sì. questo non sapevo. Quindi Ok. l'ambiente era appunto era molto sereno, Mhm. si potevano fare bene le cose e a me soprattutto rispetto alle esperienze precedenti, essendo l'azienda piccola c'era la possibilità di lavorare anche molto fuori all'aperto in vigna, no? Ok. Quindi diciamo che Non sei ecco, stato incollato dentro la no, no, cantina. no, no. Quindi io ho trovato il mio posto ideale, che appunto io mi sono appassionato molto all'enologia in senso stretto, alla Mhm. chimica del vino, appunto con gli anni di università, che era una materia che mi piacevano tantissimo, però sicuramente poi, e comunque continuo a fare adesso, no? Però sicuramente la parte della campagna, del stare all'aria aperta era quello che inseguivo, no? Ok. Quindi lì in quel momento lì ho avuto questa possibilità. Mm.
con latente sempre l'idea di fare la mia azienda, no? E infatti, la prossima domanda che volevo farti era, durante tutte queste diverse esperienze che stai facendo a Feluga, del Betule, ma anche Suave, c'era sempre questa idea dentro la tua testa di creare la tua azienda? Sì, per me è stato... Cioè, Qual è stato l'obiettivo? sì, cioè, da quando sono partito con questa idea, quindi da adolescente, dopo con gli studi, quello era il mio obiettivo, sì. Ok. Sì. Cioè, il mio sogno, più che altro. Sogno, sì. Cioè, sarei anche magari, se non ci fosse stata la possibilità, magari fatto qualcos'altro, però il mio sogno era sempre stato quello. Appunto a Ronco delle Betulle conosco Luca Di Donè, il mio socio, il futuro socio, Ok. con cui appunto nasce, cioè l'idea era già nata, comunque trovo, come si può dire, una porta aperta, ecco, per realizzare questo progetto. Così appunto prendiamo la prima vigna in affitto e poi questo era il 2017. Ok. Sempre lì da Prepotto? No, a Rosazzo, la prima vigna avevamo preso a Rosazzo, Rosazzo, ok. sì. Tra l'altro un bellissimo vigneto che, se ben ricordo, però dovrei verificare, dovrebbe averlo preso un'aziendina piccola che si chiama Sassocorno. Ok, l'ho sentito il nome, Sì. sì. Che era una vigna di Tokai degli anni 30, impianto originale degli anni 30, quindi Bello. sì. Qual è stato il tuo primo affitto? Sì. Ok. Sì. E l'anno successivo sono arrivato a Crauretto, quindi nel comune di Prepotto, nella frazione di Crauretto, Ok. appunto in quel contesto che abbiamo... Come hai parlato. trovato quel piccolo posto lì? Che cos'è l'origin story di quel piccola cantina? Allora, c'è anche un piccolo aneddoto su questa cosa qua. Allora, avevo iniziato a mettere in giro la voce appunto che stavo cercando vigne ancora in affitto e anche una struttura, no? Per poter poi... Trasformare. sì. Nei Colli Orientali, questa era la condizione, quindi assolutamente... sì, Perché sì. Colli Orientali? Ma perché appunto sono arrivato da Monfalcone via Carso, sono arrivato in zona qua prima per motivi di studio, quindi tra Cormonso e Udine, e poi appunto per motivi familiari, però come vigne, come posti qua, cioè, mi sono innamorato subito. Ok. Ho foto mie dei tempi, università forse anche prima, e andavo a fare passeggiate sulle colline di Butrio anche, Ok. o Rosazzo, quindi era... oppure Castelmonte, ecco. E quindi era prima ancora che dei vini, proprio del paesaggio. Ok. Ecco, se vogliamo dire rispetto a Monfalcone, magari Monfalcone no, però rispetto alle mie terre d'origine, ecco, manca il mare, però per il resto sono colline stupende, veramente. Quindi prima ancora che E c'era qualcosa della qualità del suolo, del posto, non sì, lo so, sì. più del Coglio, per esempio. Non sto mettendo uno sopra l'altra per quelli che stanno ascoltando, non sto dicendo che uno è meglio dell'altro, però che cos'era per te questo fattore decisivo per Colli Orientali invece di un altro posto? Ma allora appunto c'è stata proprio una sorta di... si può parlare per un paesaggio amore a prima vista, o forse sì. Ok, ma perché no? Quindi ho detto prima ancora appunto che degli aspetti enologici, poi sicuramente la varietà di suoli, anche di paesaggi all'interno del contesto, no? Ok. Quindi anche perché ovviamente ci sono più rossi qui nel sì, Colli Orientali. sì, beh, sicuramente ai tempi appunto dell'università per me c'erano questi, non so, mostri sacri, tipo, cito uno, Dorigo, che comunque era Colli Orientali, non era Coglio. Certo, ok. No? Quindi mi ricordo avevamo avuto forse all'Enoteca di Cormoso alla Subida, quindi parliamo un po' di 20 anni fa, c'era un
un Mons Clapade del 93, se non vado errato, che era ancora imbottigliato come vino da tavola. Ok. Adesso forse sbaglio l'anno, ma insomma, comunque il concetto era quello, e quello era Colli Orientali, no? Certo. Quindi per questo, ecco, insomma, per questi motivi qua. Ok, allora cercavi un'azienda in Colli Orientali. Sì. Ok. E quindi sono stato messo in contatto appunto con questo proprietario, appunto, che aveva l'osteria. Sì, ma facevano vino per l'osteria? Sì, loro principalmente facevano vino Ok. per il consumo dell'osteria. Qualche bottiglia facevano, ma sì, principalmente il consumo era legato alla ristorazione, insomma. Ok. È stato bello perché praticamente il primo contatto, no? Cioè, c'è stato più di un contatto telefonico con questo proprietario, appunto, il signor Piero Meroi. Ok, si chiama Piero Meroi. Sì. Ok. E questo era il figlio della sì, signora? Sì, il figlio della signora, sì. Ok. Quindi c'è stato un qualche contatto telefonico per vederli, trovarsi, insomma, cosa proponeva, no? Come si potesse andare avanti. E praticamente alla terza telefonata ho avuto questa illuminazione che ho riconosciuto la voce. Ho riconosciuto la voce perché in realtà in quel locale lì poi ci sono stato negli anni più volte, in questa osteria, ma io da studente lavoravo in una pizzeria. Ok. E a Duino. Ok. E con i proprietari, anche lì padre e figlio della pizzeria, appassionati di vino, no? Allora una domenica un giorno ho detto andiamo a fare un giro nei Colli Orientali, quindi stati, mi ricordo, da Rocca Bernarda, poi siamo stati, adesso non mi ricordo altre aziende. Comunque il signore più anziano ha detto ti ricordi quella volta quando 20 anni fa, quindi qua parliamo del 2000, parliamo di ancora 20 anni prima, quando abitavamo a Udine, che andavamo a mangiare in quel posto dove c'era la signora anziana che faceva il frico sullo Sparger, sullo Spolert, no? E la frittata. E allora siamo andati in cerca di questo posto, siamo capitati a mangiare in questo posto qua. Era praticamente la prima domenica, il primo weekend quando io ho iniziato l'università. Quindi dopo l'ho visto, quando ho riconosciuto la voce, ho visto un po' come un segno del destino questa cosa qua. Allora tu hai riconosciuto questa voce del Signore da quando tu sei stato lì tanto tempo prima? Sì, anche se pensa a te. Anche se nel mentre poi ci sono stato altre 2 o 3 occasioni in questi anni per andare su nell'osteria. Sì, okay. sì. Però questo sembra veramente un tipo di destino. Sì, io veramente l'ho vista così, ecco. Certo. Visto molto figo. Bello, quindi sì. È stata quella cosa che mi ha dato fiducia, ecco, di questa persona. Sì. Ok. E quindi niente, appunto con la vendemmia 2018 sono lì e nel frattempo, appunto, fine vendemmia 2018 pensavo di tenere in piedi il lavoro di dipendente per più anni. All'inizio ho detto per fare le cose con calma, ok, qualche anno in allora più. fa un po' della tua personale lì e dopo fai ancora dipendente per ok, capisco. E invece niente, invece una volta che ci siamo buttati io con il mio socio, niente, dopo ci siamo dedicati solo a quello. Ok. Allora hai lasciato Betule. Sì, esattamente. Nel 2018 hai detto? 2018, sì. 2018, sì. Ok. E quindi è così, ecco. Eccomi qua. Beh, ma con la cantina c'era anche vigneti? Sì, c'era vigneti, poi comunque avevo anche vigneti di altri proprietari. Ok. Sì, quindi in affitto? Sì. Quindi diciamo c'è il blocco aziendale intorno alla cantina e poi qualcos'altro, ecco.